Buongiorno, Riccardo Marchesan. Lei viene da? Toronto, Canada. I miei genitori venite da qua, mia mamma è venuta da Marostica e mio papà è da Riese più Decima. Il nome è italianissimo, l'accento però tradisce anni di lontananza dall'amato Veneto. Riccardo e gli altri vengono dal Canada, ma la loro terra non l'hanno mai dimenticata. Molti di loro non l'avevano nemmeno mai vista perché il gruppo partito stamani da paesi in bicicletta per girare i luoghi più belli della regione è formato da figli di emigrati, non solo emigrati. Veneti partiti 30, 40 anni fa ed anche più per inseguire il sogno di una vita migliore. Lì, in Canada, si sono fatti onore, hanno lavorato costruendosi una vita e una famiglia, ma il Veneto è rimasto in loro. È dentro il nostro cuore perché siamo è cultura nostra e anche che siamo in Canada, ma non è differenza perché siamo divisi la stessa gente, cultura, tutto compagno. E quando che veniamo qua ti senti subito che è casa. Così è nato il gemellaggio con l'Unione Ciclistica Paese per un tour che da questo comune li porterà nella Marca, dal Montello alla Castellana, poi a Bassano del Grappa e a Verona, quasi sempre in bici, qualche volta in pullman, un giro che fa bene al cuore. È chiaro che tornare è sempre un piacere vederli e anche commovente. E speriamo che si trovino bene nella nostra comunità qui di paese. Perché se è vero che il Canada li ha adottati, le loro radici sono impossibili da estirpare. Mi immagino tante volte di venire qua a stare qua.